puoi continuare a spendere soldi per un processo, vedi Camera di Commercio, dove infine te passa a tutti i giudici, il risultato è semplicemente 2 di picche, tasi e basta. Avevi fatto delle cose che comunque erano importanti, anche quel ricorso che adesso è stato riaggiornato da parte dell'avvocato Liuzzi, che adesso ho chiesto a Nele gentilmente di mettere un po' più in prima pagina sui ricorsi in evidenza, altrimenti era un po' difficile tirarlo fuori. Quello che vide la mia che l'ho fatto proprio per me sul discorso dei bolli auto. Quel giorno del ricorso fu concomitante al funerale della povera Franca, e quel ricorso lì, rigettato comunque dalla commissione, se passano anni, però devo dire che non mi arriva niente da pagare dopo, a caso. Vuol dire che in qualche maniera rigetta il ricorso, però non è capitato avanti a rompermi le balle su quel tema. È giusto portare anche questa testimonianza. Sappiamo benissimo che tanti che hanno fatto quel tipo di ricorso, tanti in qualche maniera archiviato quella situazione, e fino adesso si è dimostrata comunque l'unica strada che da qualche parte ha tamponato qualcosina, e questo è un dato di fatto. Allora cosa facciamo? Non lo diciamo agli altri, ci lo teniamo per noi stessi. Chiaro che le prime volte sono stati fatti degli errori, cioè stiamo facendo una strada nuova, ma siamo che nati imparati, come dice a Napoli, dobbiamo anche imparare anche noi dalle cose. Stiamo imparando dai nostri errori, è ovvio, però cerchiamo di capire cosa c'è di buono sul lavoro fatto e cosa c'è da portare avanti e in che maniera e fino a che punto esporsi. Abbiamo visto su tante testimonianze, tanti suggerimenti, come difenderci dalle testimonianze di Erminio, dalle testimonianze di Dalè. Non hai soldi, ma che te frega a pagare? Se non tappi niente del tuo, cosa rischi? Non rischi niente? Inizia. Perfetto, ci sono anche i modi per liberarsi di quello che si ha, di difendersi. Quanta gente ha avuto coraggio di fare questo tipo di operazione? Pochissimi. E dopo ha fatto piangere la morte per avere le critiche della propria famiglia per portare avanti questo tipo di cose. Qua più di uno ha anche dovuto un po' subire questo tipo di cose, perché chi si è messo in prima linea, chi ha accettato di fare dei ricorsi, chi ha fatto qualcosa e non tutto è andato per il verso giusto, ha avuto anche le critiche di famiglia. Allora queste persone qua vanno ringraziate, non tanto come presidenti di IFE, ma credo come persone per quello che hanno fatto. E quindi al di là delle critiche, delle serate dove mai qualche sbaruffetta va bene anche fatta perché ognuno convinto delle sue cose, credo che sia l'unica strada quella di fare qualcosa di concreto contro uno Stato così, perché nel momento in cui aveva la direttiva, andare nella direzione di avere ascolto fuori dalla frontiera, lo Stato rispetto a noi comunque era già automaticamente più debole e noi più forti, anche se il numero ristretto. Questo è un dato di fatto, e questo credo che sia, e qua ringrazio Daniele che sta continuando in questa direzione, e se qualcuno si è fermato per strada o non ha capito, onestamente da questo punto di vista ritengo, ma in coscienza, che era l'unica cosa da fare. Se tornessi in Rio, forse di poi di essere fatto ancora di più proprio in questa direzione.